Allegra e benfinies als contrasts. Mi ha già il discorso da Doz è il direttore di una delle più grandi fondazioni della Svizzera e dell'Europa, la Fondazione Jacobs con sede a Zurich. Benvenuto al studio Sandro Giuliani. Grazie Fitch, è un piacere. Sandro è da Zuz, scuoia ma noi siamo degli stessi comuni, non siamo proprio conosciuti. Era quello che aveva proprio pressa da partire da Zuz la matura. Pressa no, ma questo proprio quella piccola generazione trentarente, insomma, ciò da usare. No, è figo gente in Engiadina, ma scuccia coes, vivere in una val, un po' da lungo da vent da ger, as vuol studiare, se vuol fare in un altro passo della valore, ed adesso mi è già Zurich. Sono però di una tornò, sono figo gente, vengono su in vendere in vacanze da ciò. Elle è da 5 anni direttore di una importante fondazione svizzera e europeica, in sé un bel job da poter derora raps per fare del bene. Questo è un privilegio, questo è un gran privilegio poter mettere per un sviluppo di difesa, per un sviluppo di dotters, da virals raps, da nostra studiare cieve scu, possiamo guadagnare raps, o scu possiamo fare il fundraising per capire quels raps. Ma questo non è semplice di fare bene raps. Forse discuteremo un po' da quello più tardi, ma questo non è einfach una forma di scuotere libero con i raps, perché è una responsabilità grande, c'è so. Noi abbiamo una missione, noi abbiamo raps che non sono neanche paioenti con imposti, c'è so una fondazione. Questa è una responsabilità alla società che noi abbiamo. Per capire un po' un'impressione, la facoltà della Fondazione Jacobs sono 5 miliardi di francs, ossia un budget annuale di 45 milioni di francs. Dopo che la Fondazione esiste, già sostiene di 550 milioni di francs. Sono somme astronomiche. Somme grandi, e con quello voglio dire che questo bad al paese è una responsabilità, perché questo può fare una grande differenza con quels raps o una piccola differenza con quels raps. Può fare per danno con quels raps. C'è uno dei principi che il personalmente trova per ir intorno a questa responsabilità di conoscere la facoltà? Ma noi abbiamo una missione, che è a giudicare il sviluppo della difesa in tutto il mondo e che cosa è la domanda finale che noi abbiamo. Giudichiamo in una forma ottimale al sviluppo della difesa, che vuol dire che si deve fare chiaro scu mette a gioco grandi bozze in cui c'è concreto, non c'è poter dare un valore aggiunto al lavoro e che cosa è un lavoro strategico finalmente. Ci sono da mettere su in sé, questo lavoro è professionale, questo il settore privato, ci sono da guadagnare raps, se noi precisi li stessi, c'è nada più da lavorare in quel campo, perché noi vogliamo giudicare di un sviluppo che alla fine aiuta tutta la società. Per capire un po' un'impressione da questa Fondazione Jacobs, wenn preparò una carta di visita filmica che noi guardiamo insieme. Sandro Giuliani è una gestione della Fondazione Jacobs, che è stata fondata nel 1989 dall'impresario svizzero tedesco Klaus Johann Jacobs, un nome conosciuto in bastutta la sua marca di caffè. Spera il caffè, ve Jacobs fa buone affari staunterater con cioccolata, con milka o toblerone, o allora al fabbricazione la firma Adeco, un'impresa che sporge servizi da personale. Durante i due sistemi attivi professionali fino a sia morte del 2008, al miliardario Klaus Jacobs figura 3 ore con grande mezzene, appunto con la Fondazione Jacobs, con sede a Zurich. Quella si ingaggia in tutto il mondo per la formazione e il sviluppo di Dufauns e Onils. On per on, con sede la Fondazione sostiene l'importo di 40 milioni di francs e è una delle più grandi fondazioni private in Europa. Dopo 10 anni, sostiene la Fondazione per esempio un'università privata a Brema, fino con l'importo di 200 milioni di francs. Un progetto attuale della Fondazione è la politica di formazione per i fauns in età prescolare. Dels temas e dels progetti della Fondazione Jacobs in Slorenci un po' più tardi. Il primo mi interessa per dettagli della sua vita professionale, che l'omneda per questo job, una via professionale che in sé cominciò con navolare il militare.
non volare, non so se ci si può dire che tutto, ma sì, è giusto. E mi ha l'impressione che come il tempo volesse mettere in perché c'è più segni e più insegna alla società. E allora provò a fare il servizio civile. Da quel tempo si aveva da fare una Gewissensprüfung. Non so se questo è un giusto Dio, per dire la verità. Vuol dire che da 3 persone si aveva da discorrere e argomentare perché non si arriva a fare il militare. E questo era un po' grave. Era là un di quelli che non ho creduto in gutta, per dire la verità. Quel pensava che Giuliani dovesse fare militare, quello arriva chi cosciante. Als outros due mi arrivò a argomentare e a capire da mia parte. Questo vuol dire che allora poteva fare il servizio civile, ma quella terza persona che non crede in me, che ha detto Giuliani, tu hai quinto per storia, non ti crei in gutta, quel però è non per me, e ho detto alla fine, perché un argomento che non perché per me è importante essere sociale e mettere in per la società, che ha detto, in miei studi di economia, mio tema di diplomarbeit, masterarbeit, voleva fare un qualcosa non del settore privato, ma qualcosa del terzo settore, qualcosa filantropico. E da clapolo un lavoro con un tema che non include il primo Josef si dice Gestaltung asymmetrischer Beziehungen einer Non-Profit-Organisation. Il tema senza d'una. Che vuol dire che può fare una fundraising-strategia per un'organizzazione che sta clappare per lavorare sociale. E che cosa è quinto questo discorso? E questo haben wir detto, Herr Giuliani, ich bin Berater von einer NGO und ich glaube, die hätten Freude an ihrer Diplomarbeit. Ich würde ihnen die mal schicken. E chi era qui? Quella era la Fondazione Pestalozzi, Kinderdorf Pestalozzi a Troga, e quella è Tramis. Ed erano là dei chance per quel lavorare. E allora cominciò a fare un servizio civile proprio il Kinderdorf Pestalozzi e ha lavorato dei chance là. Ci sono per le esperienze marcanti da quel tempo? Una è un po' sviluppo in carriere. Già è proprio un po' il destino, era un po' fortuna. E se qualcosa viene, allora da smettere in per cui, ma tu non puoi sviluppare tutto, questo è dire. Scusa su un brevoento, era speciale. Ed era là l'assistente del direttore della fondazione e che ha mudamenti grandissimi. Da che sorte si mettere questo mudamento? Noi abbiamo fatto una nuova strategia che era un po' rivoluzionaria da quel tempo per l'organizzazione. Questa organizzazione aveva 3 sedi ufficiali, uno era a Friburgo, uno era a Torice e uno era a Trogen. Che sono messi insieme tutto, che hanno fatto una nuova strategia per il futuro. Questo Kinderdorf era piuttosto un concetto del passato, della seconda guerra mondiale, ma che già si permette sul nuovo, sul prossimo 10-20 anni, che si può dire l'alzi fans. E che era lì non ho giusto gusto di questo movimento strategico. Che vuol dire che fici era lì è partita, fici era lì è partita fici negativa, non erano fici negative in les media. E là dopo quei movimenti grandi. E tu nota devono portas, perché c'è che parte un, parte l'altro. Per me dovrebbe portas. E loro devono essere pronti a dire in 3 quelle portas. E loro prestare. E lo lavorò era appunto nel settore internazionale, progetti di cooperazione internazionale. Ci resta del per portretti o per esperienze da quel lavoro sul campo internazionale? Una grande domanda per me è se già era in America centrale, Honduras, era una regione ferma che era là a lavorare. Era una domanda, ma c'è la mia rolla? C'è la mia legittimazione? Non so cosa voler già e creare che si risolvere problemi di questo paese, di educazione. Also, scusa lavora con i partenari locali, fabbrica una relazione di confianza con le organizzazioni, ma con le liet che lavorano con noi, con gli stedi, insomma, l'educazione è un campo pubblico, c'è una duna da lavorare insieme, di una forma lotta, guardate che c'è questo lavoro con gli stedi. Piuttosto la domanda è come definisce la mia ruolo che può contribuire a qualcosa di positivo. E ho già risposto a quella domanda? Credo che la domanda venga da più da più domanda. Credo che non è una risposta finale. Ma finalmente è chiaro che noi non siamo responsabili per lo sviluppo di una lieta locale, la lieta di SLO, i genitori del difesa, i difensori, le regioni, le cooperative, le organizzazioni della società civile. E la nostra ruolo è aiutare a quella lieta a poter irsi via e sviluppare i bisogni che abbiamo
questa è la nostra rolla. E non da creare che noi solvo un problema in Svizzera e noi abbiamo sempre cosa da fare. Con quella forma che il giurismo la cioccia. Oggi consiglia lavoro della Fondazione Jacobs e se un po' da una parte in contatto con popolazioni di grande povertà, come in Côte d'Ivoire, in cui voi progetti, dall'altra parte in contatto con questo mondo internazionale di finanze, di industriali, come voi intorno con queste disparità? È spannend. Questo ci fa mio lavoro è bello. C'è proprio ir in una vicinanza in Côte d'Ivoire e discorrere con i fans, discorrere con i genitori, vedere la differenza che si può fare con un sostegno giusto e dall'altra parte essere a Washington dalla Banca Mondiale, discorrere con il presidente della Banca Mondiale, che si può sviluppare a livello globale la prima infanzia. Questo è bello. L'importante è che noi sappiamo è importante. Noi siamo erst wenn es der Kapitel, siamo nel contesto globale un piccolo attore. E questo forse è un po' una critica delle fondazioni, che è importante. Perché c'è un po' di capitel, non vuol dire che è già questa è una rodina in un grande sistema, che intende spia quella rolla con responsabilità, ma non è importante, non è una grande creare tutto bene intorno con questo. Con cui muovere in differenti mondi e a me fa questo gran piacere. Giusto la Fondazione Jacobs è forse un po' un caso speciale perché c'è la grande facoltà, l'enorme facoltà che questa fondazione ha, viene ora del commercio con cacao e con caffè, dei prodotti del terzo mondo, in cui forse le situazioni del lavoro sulle plantage sono di una ideale, dall'altra parte con questa facoltà si va a aiutare i paesi del terzo mondo. Non è questo un po' un dilemma? Questo è un dilemma, quella domanda è una fiche grande. La domanda è per me però, c'è la mia rolla? Io sono il direttore della Fondazione Jacobs. La Fondazione Jacobs è a noi tutti la holding, la parte non ci si lavora commercialmente, ci si guadagna il rams. Ma noi non abbiamo un diritto di decisione. Elle non dirige quasi la holding, quella forse c'è la No, noi siamo parte di una gruppo, ma noi facciamo la nostra strategia, la holding fa la sua strategia. E dice di una chiarissima e una sorpilla responsabilità per il lavoro che fa Barry Callebaut con comprare cacao in Côte d'Ivoire. Quando può essere che noi come fondazione siamo il feigeblatt da questo lavoro, che non funziona. Ma se lo per noi è chiaro, noi abbiamo una missione, questa è il sviluppo di difesa in tutto il mondo, e per quello è un capitale ed è mettente per questo mondo. Una volta che è cosa chiara, discorre naturalmente con la lieta la holding e naturalmente con la lieta in le grandi firme che la holding dirige, con Barry Callebaut, che è il più grande produttore di cioccolata. E naturalmente discutendo, vendono oggi in dia è un bel sweet spot, vendono punti comuni che creano che si potesse lavorare insieme. Per il potesse forse dire quelle firme di cioccolata, cioè quelle paesi melder loro collaboratori, se non il problema sciols, c'è vostra fondazione che è a provare da meldrero, no? Quella domanda è di un campo. Cosa speciale nel cacao è un tema complesso del prezzo. Il prezzo non viene definito dalla firma, ma viene definito dai mercati globali, rohstoffmärkte. Quello define il prezzo del cacao e non la firma ci compra. Da quello non è semplice, non potessimo risolvere, se volessimo risolvere. Il diritto della liege che la vive nella Côte d'Ivoire, questa è la responsabilità del Stati e non di una firma che compra cacao giallo. Se bene, gli stessi, naturalmente, hanno queste firme una grande responsabilità. E allora, se noi diciamo, se voi siete pronti a fare un passo in avanti in questa responsabilità, giusto con il lavoro del difesa, c'è un grandissimo tema della cioccolata, questo è chiaro, o si dice che il più grande rischio è per le firme, non per il difesa, in questo caso è un scandalo grandissimo del lavoro del difesa sui CHAMS, e allora distinguere tra un lavoro normale, child labor e child work, in inglese sono questi due splits. Noi discutiamo della child labor, c'è il problema, non ci sono ore, non si può ir alla scuola. E le firme hanno già realizzato, sinceramente, che quel problema non è un problema sociale, ma per il commercio. C'è molto tardi che il coppa già il commercio non arrivano a risolvere. E in un momento, essenno nos partenari. Dicendo, ma guarda, se voi volete fare qualcosa proprio serio in quel campo, noi abbiamo una certa esperienza, quindi si lavora in queste situazioni con l'educazione della difesa. Là si può fare qualcosa insieme. Questa esperienza che la Fondazione ha, il BET
principale della fondazione, in sia missione, è di sostenere il sviluppo, la formazione e l'educazione di piccoli e fans, genere i primi 4 anni della vita. Perché questo focus tematico? Cosa dobbiamo domandare, come ho detto al cominciamento, noi può fare una differenza, e noi si concentriamo strategicamente. E noi abbiamo in servizio due motivi per fare quello. Uno è che la fondazione sostiene un progetto di ricerca, di forschung. Per scrutazione? Figgers progetto in quella parte, e noi oggi in dia so che il sviluppo dell'IFEND viene definito fitch fermo nei primi 3 anni. Questo non vuol dire che c'è un IFEND che si può sviluppare in avanti e correggere, che non è un IFEND, ma sistematico viene nei primi 3 anni definito il 100% della struttura del cervello. Vuol dire che le sinapsi ci si mettono insieme 10.000 per secondo, il 100% di queste sinapsi vengono definite nei primi 3 anni. Also, con quello è già noto definire fitch clear un event che non ha un mondo intorno che ti sostiene e si sviluppa, quando vuoi per imprendere cinese e matematica, che vuoi per avere qualcosa intorno a sé, non c'è un todasches di anregungsreiches Umfeld, non c'è impuls, c'è il vezzeroba, c'è il discorso con lui, c'è l'ode, c'è la spai fa sviluppare fitch normale. Quello definisce il 100% del potenziale di prestazione. Se noi sappiamo che c'è una situazione di stress, una situazione di povertà, che si dice toxic stress, also questo stress che proprio entro la formazione del cervello che cosa succede. Also se sotto che è sufficiente chiaro che nei primi 3 anni si può fare una grande differenza. Noi sappiamo che da Pisa, se Pisa è qualcosa, è che la scuola non ha raggiunto a serie la differenza che dal cominciamento della scuola non è la scuola boom di salire fino alla 6ª classe. Quella è allora deve lanciare di più. Non è la scuola non è super salire queste sfore, perché si dice skills beget skills, quelli che già c'era il Matteus effect, quelli imprendono più svelti, e quelli scappano più svelti. Also è chiaro che da giudicare si fanno i primi 4 anni, c'è una base ferma perché possiamo ricevere giovere si potenziale. El Svessa ha 2 ifens, c'è era adel Svessa personalmente importante nell'educazione degli ifens che els derno piccens. Questo era quel dilemma che so, direttore di una fondazione, ma smette in mince di per conoscere temi teoreticamente e accesi la domanda, dove è quella rolla? Certe robe avesse gugenze via più bot, allora forse avesse che giovane più per esempio, ma tutta questa importanza del sviluppo del cervello non è via. Also l'interazione, se tu mudi che ti popini il pezzo, quel popino discorre con te. Questo quindi quel discorre con te. Se tu sbelli, ma che spezza, si mette davanti, tu non interagisci con le fans, c'è una possibilità di lavorare su qualcosa con te. Also, dover già più l'interazione e essere già più chiaro che ogni fan, a partire dal primo mais, discorre con te, einfach in sia forma. E più che tu discorri in voce e che tu lavori con le fende, più che le può sviluppare. Questo è cosa molto impressionante, è so che una volta proprio FOP, crai che jazz, parenti con noi, forse fanno anche robe un po' neutre, forse fanno un po' più attivi, un po' più presenti della responsabilità che abbiamo in questa prima fase, non abbiamo che a scuola. Il stadio finito su Venz l'impressione appunto che questa sia impostata la responsabilità da privati, dei genitori, che hanno già attirati al stadio in guarda tocco sviluppo anzi che comincia la scuola. È lei d'accordo con questa visione? No, proprio non avrei fatto nada, perché il stadio è responsabile per una società che si sviluppa positiva. E se so dell'importanza di questi primi 4 anni è un interesse del stadio. Le domande sono che il stadio interagisce. Quella è una domanda che si deve discutere. Ma noi sappiamo che in Svizzera c'è un paese sviluppato fermissimo, che noi abbiamo già gruppi di persone che non hanno condizioni ideali per crescere su. Già difensi che non hanno queste condizioni ideali. Quindi non è per l'integrazione dei migranti. Noi abbiamo già famiglie svizzere che vivono in situazioni di stress. Se noi sappiamo che questo stadio è la nostra responsabilità di guardare come possiamo giudicare. Scus può giudicare ai parenti che sono di più, che sono più formosi per questa rola. Scus può guardare sulla qualità della prima infanzia, se vediamo la crippa o una kindertagesstätte. Scus può giudicare che la qualità è sotto. Un piccolo esempio,
la persona che guadagna più brava più poco in Svizzera è il Kinderbetreuer. Fabi, noi abbiamo il 50% della linea che escono i figli dalla crippa sono praticanti. Vuol dire, tu vedi migliori situazioni se voi volete contribuire. Desde l'auto a riparare in una werkstatt ci sono praticanti. L'auto non si deve riparare, ma li fanno, si dolo, 8 ore al giorno. Voi siete ingaggiati per migliorare la coscienza, per migliorare l'ingaggiamento del Stati, ma anche dei privati in questo tema, per abbandonare il tema e venire alla fine del mondo delle fondazioni. Da spelo l'anno passato si ingaggia nella soprastanza della Swiss Foundations, questa è l'organizzazione tetta delle fondazioni svizzere. Hanno le fondazioni un problema di reputazione? È già schon. Come è un problema di sapere che c'è questo. Se quinta la lieta lavora in una fondazione, ma guardo con grande odio, ma c'è fece. Quando non è un architetto, so che c'è qual fa. Fondazione è un campo in Svizzera che non si conosce che c'è il svento. Noi con fondazione sono ora 2 miliardi all'anno. Claro, con il BIP non è che c'è una malattia, ma le stesse sono 2 miliardi. Con 2 miliardi capita figlio in Svizzera. E che cosa non sono nella società? Se si conosce stiftungen, allora la fondazione che sono a Liechtenstein per sparnire imposti. Sono liberate da imposti? Liberate da imposti. C'è rapsa a disposizione. Genau. Come volete influenzare questa reputazione? Vuol che un mutamento del modo di deportare? Sì. In mio caso, noi abbiamo 10.000 fondazioni in Svizzera, da quelle forse sono 500 trasparenti e eseveren, le altre no. E questo è un problema che fa svess. Intende che zoppa tutto, e non si muove su, e non è trasparente, e contribuisce a questa vista che dice le fondazioni. Also noi con Swiss Foundations siamo fit ferm per una professionalità nel settore, per una trasparenza nel settore, che si muove, che si fa, che si muove, che si deve la critica. Perché c'è anche poi la società che ci prestende e che ci fenza. Sono le fondazioni pronte da ir in questo cambiamento di attitudine? Quelle ci sono, questo pregio di una legge che crea già, e quelle ci sono in Swiss Foundations, quelle sono, ma questo sono 150. Se ben noi abbiamo un terzo del capitale in Telozzo, che vuol dire che questo è già un bel passo. Certo capitale, ma poche cifre, si pensa 10.000 fondazioni e 150 come membri. Preciso. La normale fondazione in Svizzera ha congiunto il segretariato 50% e il resto viene fatto 2 volte all'anno con una seduta che guarda il progetto di sì, na, e boom. E non dice che per sé non, ma questo non è un settore professionale. E noi siamo già chiari della vista che questo è da professionale questo settore fer. Scels Vessa fes un bel di una grande facoltà, Gers Apps, festival gli stessi con Sar Jacobs. Sì, l'idea di dare in avanti la società, è una fondazione che ha una ficina bella. E noi siamo giusti a fare questo che noi abbiamo la Jacobs, che questo sull'eterno. Noi viviamo bene dalle dividende della firma. Noi non pensiamo al capitale della dividenda. E per certi lavori che si vuole fare, è che più scorso ci dà un tempo di 10 anni e si mette proprio centro il capitale. Per proprio fare un grande mutamento. E crea questi guati, non è un guati che è grande, con la fondazione Jacobs è una grande wanda, ma se non ha questo grande capitale, crea che si può fare più differenze, si definisce un tempo, spend down foundation, e si dà proprio ora quel sarà in quel tempo per fare un giusto cambio. Grazie a Sandro Giuliani per questo interessante discorso. Grazie a te. Stimate spettatori, stimosi spettatori, questo è un discorso con il direttore della Fondazione Jacobs, Sandro Giuliani. Grazie a tutti della partita, stai bene e da buon